Sappiamo del braccio di ferro con la comunità internazionale, resta ancora in carcere tra l'altro uno dei dipendenti iraniani. Hanno portato delle foto, oltre alla loro importante testimonianza, uno dei due fotoreporter ci ha raccontato soprattutto questa protesta dei sostenitori di Mousavi, ormai confinata soprattutto ai tetti e alla notte. Ascoltiamo, sì. Uno dei due è irlandese, l'altro è ugandese. È successo nel Darfur sudanese. Sono stati rapiti da un gruppo armato nella loro residenza in una località del nord del Sudan, e questo è il terzo episodio del genere. Sicuramente per noi, non per il Portogallo, perché parte in salita. Nel nostro Parlamento succede molto di peggio. Scalda gli animi. E lui si è dimesso. Allora. Sull'epidemia di nuova influenza il mese di settembre sarà cruciale, non è escluso il rinvio della riapertura delle scuole, dice il vice ministro per la salute Fazio rispondendo in una conferenza stampa a un giornalista. Poi però è arrivata la precisazione del Ministero, nessuna posticipazione allo studio, e anche il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini esclude che vi siano rinvii in programma. La cerimonia di apertura dei mondiali di nuoto, proprio nel giorno in cui gli azzurri hanno sfiorato nei tuffi il podio coi fratelli Marconi. Allora, aspettando domani Dario Di Gennaro.